Ciao ed eccoci qui per un nuovo video. Sulle labbra ho messo Crush di... mi devo un po' concentrare per il nome. KV di Vegan Beauty ed è questo colore qui. Allora, oggi facciamo un video, adesso devo trovare posto per mettere il rossetto perché qui davanti c'ho il macello di prodotti di cibo finiti che volevo farvi vedere e dirvi anche la mia opinione. Allora, iniziamo. Dalla Famila ho trovato questo marchio Noberasco che ha questa frutta, non è secca perché dentro è frutta disidratata, però è abbastanza morbida. Io vi dico che l'ananas mi sta piacendo, infatti l'ho finito. Ho preso anche i datteri, buoni anche i datteri. L'unico prodotto che non vedete qui perché lo devo ancora finire e il motivo è anche che non mi piace molto, è lo zenzero, che l'ho messo in frigo, però lo sto mangiando molto lentamente perché è molto piccante, è molto piccante, non mi sta molto piacendo perché ha un gusto molto acceso. Mentre altri zenzeri che ho assaggiato li ho trovati più dolci, meno acerbi. Questo lo trovo molto acerbo e faccio un po' fatica a finirlo perché vi devo dire che in bocca il gusto alla fine mi pizzica molto, per cui non è che mi piace molto, però questi due ve li consiglio. Sempre alla Famila ho trovato questo burro di arachidi, è della Nick, penso che il marchio sia questo, e vi devo dire che mi è piaciuto. Ne ho presi, infatti qui ne trovati di finiti addirittura 2 perché veramente l'ho mangiato molto volentieri. Passiamo a un sacchetto di biscotti che l'ho preso da Cadoro. Questo qui sarebbe le terre libere dalla mafia, sarebbe un marchio, c'è scritto bio, il gusto del grano, penso che sia questo qui il marchio. Vi devo dire che questi frollini ai cereali con mandorle mi è davvero piaciuto e ho intenzione anche di riprenderlo quando riandrò da Cadoro. Finiti dei pacchi di pasta, questa di De Cecco sono le linguine, queste qui di Saper di Sapori sono sempre linguine, entrambi, e mi sono piaciute entrambe, le ho mangiate volentieri e specialmente li ho mangiati con il sugo di pesce, che è quello che ultimamente prendo e faccio la pasta, però finiti entrambi, per cui sono stati è stata molto apprezzata anche questa pasta. Una confezione di tè della Excuse Me Tea, questo qui c'era dentro un misto e vi devo dire il tè mi è piaciuto, però è da un pezzo che non ne acquisto più da questo sito per il fatto che mi sono un po', cioè dal supermercato sono passata ai siti per cambiare gusto del tè, adesso dai siti sono ritornata al supermercato sempre per cambiare gusto dei tè. Come marchio è un buon marchio, le spedizioni al manco da me in un giorno arrivano, però è il fatto di cambiare gusti per cui ho deciso adesso di tornare a quelli del supermercato, ma vedremo più avanti se decido di riprendere degli altri gusti. Comunque è un'ottima marca di tè, c'è la possibilità di prendere il tè sfuso in bustine e per cui c'è la possibilità di scegliere come più piace prendere il tè. Io di solito prendo quello in bustine perché quello sfuso non mi piace molto, poi gli scarti del tè sfuso sparsi non mi piacciono e preferisco il tè in bustina, così getto via la bustina che mi dà meno senso di sporcizia in giro, per cui preferisco sempre il tè in bustina. Ho ripreso dopo un pezzo che non la prendevo la Senna Peorco, questa qui è in tubetto, io qui ho la scatola da farvi vedere e vi devo dire che mi sta piacendo. Mi ero un po' stancata del gusto della Senna perché
tempo addietro la prendevo spesso, ho smesso, adesso ho ripreso e vedo che mi piace con l'uovo, con la verdura, con la carne, dà quel pizzichino in più di gusto, non è troppo piccante e a me piace questo tipo di senape. Di saper di sapori ho preso questo qui che viene chiamato patè di carciofi e tonno. Allora io l'ho utilizzato sopra le bruschette e vi devo dire che mi è piaciuto. Il gusto predominante è il sapore del carciofo. Io come tonno, l'ultima volta che le ho fatte, che ho finito anche la confezione, ci ho aggiunto un po' di tonno che avevo io delle confezioni a parte che prendo. Però questo qui, tenete presente che su questa confezione il gusto che ha predominato è quello dei carciofi e l'ho trovato veramente buono. Nutelle finite, ho finito il pan di stelle e la crema Novi. Allora entrambi sono buoni, questi ha dentro anche dei pezzettini piccolini da sgranocchiare che si sentono ed è buona anche questa. Questa qui è la crema Novi che di solito la preferisco alla Nutella perché ha quel pizzico in più di gianduia secondo un mio gusto che mi ispira di più, per cui finite entrambi. Per quanto riguarda delle nuove bibite che ho preso, queste le ho prese alla Famila. Allora, ho preso il tè alla pesca della Selex e della Foods Tea ho preso pesca con una nota di rosa. Allora, entrambe mi sono piaciute. Vi devo dire che quando andrò dalla Famila li riprendo entrambi. Questo ha un gusto più da pesca, questo è leggermente più leggero, però entrambi sono molto li ho messi in frigo perché fa caldo, però entrambi mi hanno soddisfatto come bibite. Da Cadoro del marchio Consiglia avevo preso questa scatoletta piccola di gelato che aveva due gusti, pistacchio e gianduia. Vi dico che non mi è piaciuto, sapeva troppo da quel gelato industriale e veramente non mi è piaciuto. Infatti mi piaceva l'idea della confezione piccola, così la apri e eventualmente va anche finita, però non mi è piaciuto veramente come gusto e penso proprio di non prendere più queste scatoline così di gelato. Salsa tonnata, maionese tonnata. Questa qui è del marchio Selex, finita, buona, apprezzata. Apprezzo anche quella del marchio Consiglia che di solito prendo da Cadoro. Ho provato anche quella del marchio Calvé, però vi devo dire che quella del marchio Calvé non mi è piaciuta, sa troppo da capperi e non mi piace il gusto, mentre sia questa della Selex che quella della Consiglia sono più leggere e mi piacciono di più, non hanno quel gusto forte di capperi. Cose dolci di questo marchio, Cambly, questo qui. Ho finito queste due confezioni di dolcetti, uno è al pistacchio, uno sarebbe, aspettate, se trovo la scritta in italiano ve lo dico. Allora, pasticcini delicati con mandorle e pistacchi caramellati croccanti, sono questi qui col cioccolato bianco, mentre questi qui sono sempre pistacchi alle mandorle con pezzetti di mandorle ricoperti di cioccolato al latte. Mi piacciono entrambi, sono molto buoni questi sfiziosità dolci. Da Cadoro avevo preso di questo marchio Cecchelli questa confezione che adesso è vuota, che aveva dentro sigari e ventagli per il gelato. Vi devo dire che non mi sono piaciute e vi devo dire anche il perché, di che cosa ho trovato di difetto nella mia confezione che ho preso. Non erano croccanti. Era come se avessero preso aria ed erano diventati gommosi, mollacciosi. Li abbiamo finiti in stesso perché la data di scadenza era nel 2021, per cui non è un prodotto scaduto, o forse aveva preso aria o cosa, però per il motivo che non erano croccanti a me non sono piaciuti e ho un po' di dubbio se riprendere ancora qualcosa di questo marchio per paura di ritrovarmi ancora con il prodotto non conservato, non venduto come dovrebbe essere, perché queste cialdine dovrebbero essere croccanti, non smollaccione.
Di dolcetti da frigo di questo marchio Bontà Divina ho provato la cheesecake ai mirtilli, la panna cotta con caramello. Questo è un altro marchio, Italia, solo Italia, profiterol al cioccolato, mangiati entrambi, buoni entrambi, sono quelle sfiziosità adesso che fa caldo da tenere in frigo e si vuole qualcosa di dolce. Sono confezionate singolarmente, in entrambe le confezioni ne ho trovate 2 porzioni e vi devo dire che mi sono piaciuti. Ultima crema di piselli. Beh, questa è da un pezzo che l'ho finita, visto che l'ho recuperata ve lo faccio vedere perché volevo dirvi che all'inizio del caldo avevo fatto l'esperimento di provare a ricontinuare a prendere queste creme, però di non scaldarle come le scaldo d'inverno, di tenerle tiepide, così anche se fa caldo si riusciva a mangiarle lo stesso. Però non mi sono molto piaciute, preferisco prenderle d'inverno. Ci ho provato con una confezione e vi devo dire che ho stoppato e tutta l'estate sono rimasta senza queste creme e preferisco prenderle d'inverno, scaldarle, metterci i crostini, il formaggio, l'olio per condirle, che le mangio più volentieri. L'idea di mangiarle d'estate quasi fredde no, non mi ispira, proprio cambia il gusto che non mi ispira molto. Come pane da bruschette ho provato questo dell'Amorato e vi devo dire erano delle fettine fatte così e mi è piaciuto come pane per le bruschette, infatti se lo ritrovo penso proprio di riprenderlo perché mi ha veramente ispirato come idea per fare le bruschette. Zucchero, questo qui se non sbaglio dovrei averlo preso alla Famila ed è del marchio Tropicana. Penso che sia del marchio perché qui c'è scritto Tropicana, qui c'è scritto Demerara, no, non lo so quale sia il marchio, poi qui sopra Isola di Maurizio, non so quale sia il marchio. Comunque questo era un zucchero grezzo di canna e vi devo dire che mi è piaciuto come zucchero. Io gli zuccheri li alterno, prendo sia una confezione di quello bianco classico sia una confezione di quello zucchero di canna, giusto per provarli entrambi, e vi devo dire che mi ha ispirato anche questo. Altre 2 sfiziosità dolci, questo è stato un tiramisù del marchio Solo Italia, questo è stato la coppa Malù, quella cioccolata e panna del marchio Mercato Oltre, questo qui. Allora, questa era buona, questo ni come tiramisù non mi ha molto ispirato, lo pensavo più buono anche perché c'è scritto tiramisù tradizionale, ma vi devo dire che mancava qualcosa o c'era un conservante in più, non lo so. Comunque aveva un gusto particolare che non mi ha molto ispirato. Dei sapori di i cantucci e i IGP toscani, questi qui alle mandorle, mi sono piaciuti. Ne dovrei avere anche preso un'altra confezione che dovrei averla in dispensa, anche perché le scadenze sono l'anno prossimo, per cui questi qui buoni. Un altro prodottino per mangiare il gelato sono questi tipo cialde dolci arrotolate del marchio Poppis, questo qui Poppirol, e vi devo dire che questi qui mi sono piaciuti, erano buoni, croccanti, fatti al punto giusto. Un altro prodotto che non mi è molto piaciuto sono state queste crespelle ricotte e spinaci del marchio di questo qui Integrums, questo qui, e le avevo prese da Frescovario, che sarebbe un negozio che tiene prodotti surgelati. Vi devo dire che non mi sono molto piaciute, poi secondo me mancava qualcosa, per cui le ho prese, assaggiate, ma non penso di riprenderle più. Una confezione grande di gelato del marchio G7, che vi devo dire che questa mi è piaciuta. Questo qui sarebbe pistacchio variegato alla gianduia con pistacchi interi tostati, e vi devo dire che mi è piaciuto questo gelato. L'ho trovato alla Famila e vi devo dire che come gusto, rispetto alla scatoletta prima che vi avevo fatto vedere, questo, anche se è confezionato, ha un gusto che
infatti l'ho già ripreso e in congelatore ce n'è un'altra confezione. In tema di gelati ho assaggiato anche il Kinder Bueno Ice Cream, quello fatto così. Oddio, niente di particolare, né sì né no. Sì, l'ho preso, assaggiato, non mi ha convinto al 100%, ma neanche mi ha deluso al 100%, per cui una via di mezzo l'ho assaggiato. I tartufi di questo marchio Doretto li prendo spesso, prendo anche quello bianco, però questo qui, che sarebbe al cioccolato e vaniglia, è quello che mi piace di più. L'altro, quello bianco, dovrebbe essere alla vaniglia e caffè, se non erro. E comunque questo qui al cioccolato mi ispira. Assaggiate queste ciambelline di Matilde Vicenzi, sono veramente buone. Se le ritrovo, se non erro, le ho trovate alla Famila, e se le ritrovo penso proprio di riacquistarle. Sono con gocce di cioccolato, ma hanno quella frolla proprio friabile, proprio al punto giusto, per cui veramente buone. Un altro pacco di pasta della La Molisana, questi qui cos'erano? Penne rigate, presa al Famila, mi sono piaciute, sono marchi che non conoscevo. Ho iniziato a fare questi esperimenti di prove andando al Famila e anche questo marchio mi è piaciuto come pasta. Ho provato i sì e no ai legumi croccanti, questi qui che non sono né fritti, non lieviti, senza glutine. Ho voluto assaggiarli e vi devo dire che non sono niente male. Ok, no, non da farci una scorpacciata perché hanno quel gusto eccezionale, però per cambiare gusto dai soliti prodotti non sono niente male. Da un negozietto che si chiama Bergi, che vende solo prodotti dolci, ho trovato questi Boccia e adesso non so se il marchio sia proprio Boccia, però sono croccanti biscotti con i pieni di crema alla nocciola. Vi ricordano qualcosa? I biscus della Nutella. E vi devo dire che anche questi qui non sono niente male come gusto e li ho voluti assaggiare. A parte parlando un po' di biscus della Ferrero, da me sono spariti. Adesso non so se sia stata un'edizione limitata, però non li trovo veramente più. Voi li trovate ancora o sono veramente spariti dal mercato? Vi faccio una domanda. Un altro prodottino di Matilde Vicenzi che mi piace sono questi bocconcini al cuore di lamponi, e vi devo dire che anche questi qui è pasta sfoglia con marmellata, per cui niente di eccezionale, che si può fare tranquillamente anche in casa, però vi devo dire che sono fatti bene. E anche questo pacco di biscotti è andato mangiato volentieri. Vi devo dire che questo marchio Matilde Vicenzi mi sta veramente convincendo con i biscotti. Un'altra scatola di gelato, questo è gelato tiramisù del marchio Selex, il marchio della Famila, e questo qui è andato mangiato volentieri, anche questo qui niente male come gusto. Sì, quel tiramisù che non sa troppo di caffè, non sa troppo di caffè latte, perché il discorso di fare il gelato al tiramisù c'è un po' il pericolo di incappare, di creare un gusto che sappia da cappuccino, per darvi l'idea, perché il gelato è fatto con latte e caffè, crea un po' quel gusto. Ma vi devo dire che non ho trovato quel gusto stucchevole di cappuccino e mi è piaciuto il gusto che hanno creato su questo gelato. I Nuit ormai sono diventati una garanzia, questi sono i mini per assaggiare tutti e tre i gusti, ci sono anche i stecchi grandi e io avevo preso questa confezione mini giusto per poter avere le tre possibilità di gusto. C'è noci macadamia australiane, vaniglia di Java e mirtilli dei paesi nordici. Buoni entrambi, per me sono tutti e tre buoni. Abbiamo quasi finito, siamo addirittura d'arrivo. Allora, abbiamo qui un sacchetto di Bucaneve della Doria, buoni anche questi, ogni tanto li prendo, sono buoni come frullini. I Lotus, quei biscotti che di solito ti danno con il caffè, buoni anche questi io li trovo da Cadoro, al Famila non li ho proprio mai visti, mentre da Cadoro vedo che ci sono spesso.
vendono sia la confezione che li vendono singoli, sia una confezione che sono tutti insieme, per cui poi lì si sceglie la confezione che si preferisce. Però li trovo buoni questi biscotti caramellosi. Della Pompadour finito questo questa confezione di tè misto. C'era dentro arancia rossa, more lampone, vaniglia, lampone, tentazioni al mirtillo, ciliegia e fragola, e buoni buoni. Anche questo tè ogni tanto lo prendo e lo trovo buono. Per finire è andata finita, che l'avevo presa ancora in autunno mi sembra, è andata finita la fregolotta al caffè. La fregolotta sarebbe un dolce tipico di qui del Veneto, se non erro, ed è fatto di pasta frolla, che viene resa un po' croccantina, e questa qui era al gusto di caffè ed è andata mangiata. Di regola preferisco anche quella classica, ma per provare a cambiare gusto ho provato a prendere questa al caffè, comunque assaggiata, ed è andata mangiata. Aveva dentro i chicchi di grano macinato, per cui nell'impasto si vedevano questi puntini neri che rappresentavano il caffè, per cui buona anche questa. È un po' caduto. Ce l'ho fatta a finire questo video. Qui sopra mi sono liberata un po' di tutta la montagna che mi ero messa qui sopra. Ok, io anche per questo video vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!